Ci sono aziende liguri che cercano periti informatici, tecnici e ingegneri eppure non li trovano. Ad esempio servono programmatori, ma non ce ne sono abbastanza. La situazione è delineata da Regione Liguria, secondo cui c'è un grande gap di competenze in ambito tecnologico e digitale. Si è visto di recente a Genova con la manifestazione Futura. C'è una spinta al cambiamento, soprattutto in campo digitale, che arriva dai ragazzi stessi. Se in passato gli studenti hanno compiuto percorsi diversi, dice l'ente regionale, è perché nessuno, dalle aziende alle istituzioni, li ha stimolati in modo corretto. Ora è necessario che il gap non si allarghi e che i giovani possano scegliere un lavoro avendo la certezza di trovare l'occupazione, ma non sarà facile recuperare il tempo perduto. Negli ultimi anni il legislatore ha proposto un modello di dimensionamento scolastico che ha in qualche modo creato un circolo vizioso. Da un lato è stato migliorato il processo di orientamento perché comunque c'è un'attenzione consapevole già nel primo ciclo di istruzione al problema. Dall'altro però c'è una tendenza delle scuole superiori a vivere il problema dell'orientamento come un problema di sopravvivenza dell'istituzione scolastica stessa. L'accaparramento degli studenti è un ostacolo alla crescita perché non si mette al primo posto il futuro lavorativo dei ragazzi. Regione Liguria ha chiesto al Ministero un sistema più tollerante nei requisiti numerici affinché le scuole possano avere autonomia gestionale. Il cambio di passo tuttavia è già in atto. Le aziende hanno capito che non si trovano i lavoratori necessari, che serve un orientamento più forte e andare di più nelle scuole. Credo che dobbiamo crescere insieme, anche perché a volte il rischio che lo stagista stia un mese a fare fotocopie c'è. Per captare le necessità del mondo del lavoro, a breve la Regione, tramite le Camere di Commercio, invierà a tutte le aziende liguri un questionario. Sarà un monitoraggio per programmare al meglio il futuro dei giovani a tutti i livelli, dai licei alla formazione professionale all'università.